telespettatori di TVM Palermo, canale 19 del digitale terrestre, ben trovati con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Questa è la puntata del giovedì, pertanto parliamo soprattutto di promozione, ma anche di prima categoria. Partiamo con il campionato di promozione e lo facciamo con il girone A. Si è giocata la settima giornata, eccola qua la schermata dei risultati. Cus Palermo batte Renzolo Piccolo 5-2. 90-011 Bagheria, Valderice Calcio 0-0. Bagheria Calcio batte Alcamo 1928 3-0. Montelepre batte Margheritese 2018 2-0. Regina Mundi batte Borgetto Giardinello 1-0. Aspra batte Fulgatore 3-1 ed infine Sport Palermo batte Mazzara 4-2. In classifica la conferma per il Regina Mundi, al primo posto con 19 punti, 18 punti Bagheria Calcio con 15 Cus Palermo, 13 punti Montelepre con 11 Sport Palermo, 9 punti per Aspra, 8 punti 90-011 Bagheria, 7 punti Borgetto Giardinello ed Alcamo 1928, con 6 punti Fulgatore, Renzolo Piccolo e Margheritese 2018. Chiudono la classifica il Valderice Calcio con 5 punti ed il Mazzara con 4. Oggi si gioca la settima giornata del campionato di promozione Girone A, che vedrà opposte tra di loro il Mazzara in tenuta giallo-blu e lo Sport Palermo con questo completo verde. Inizia adesso il match col Mazzara che tocca il primo pallone, tanto palla messa in mezzo, il colpo di testa tentato da Sisawò, Siragusa a vuoto di testa, la palla per Filippo Pirrotta che la allarga sulla destra. Prova a entrare in aria il giocatore dello Sport Palermo che tenta la conclusione. Ancora Minnone che supera Sfar, entra in aria il 10 dello Sport Palermo che poi batte inesorabilmente Matteo Giacalone. Palla messa in mezzo, arriva la deviazione di testa da parte del numero 4 e c'è il raddoppio dello Sport Palermo con Monforte al 16° minuto. Piove sul bagnato per il Mazzara. La palla arriva a Rosella che poi può entrare in area di rigore. Perrone! E col destro Michele Perrone accorcia. Sarà calcio di punizione per lo Sport Palermo che riprende il gioco con questa battuta lunga dell'estremo difensore Conticelli. La palla arriva direttamente a Filippo Pirrotta che col destro poi non riesce a inquadrare lo specchio della porta. Michele Perrone può servire sulla sinistra Benedetto Lentini, sceglie invece di andare a destra da Rosella, il tiro di Rosella e il Mazzara sfiora il pari con Angelo Rosella. Calivà punta Vitale che poi la riconquista per il Mazzara, però il disimpegno è errato all'indirizzo di Omar Sfar e favorisce la ripartenza dello Sport Palermo. Alessandro Pirrotta e col destro non perdona. Si può riprendere a giocare con questo calcio d'angolo messo in mezzo, il colpo di testa da parte ancora una volta di Michele Perrone. Rosella allarga sulla destra per Benedetto Lentini, il destro di Lentini che finisce di poco alto sopra la porta dello Sport Palermo. Perde palla nuovamente il Mazzara con lo Sport Palermo che adesso può avanzare. La palla per Alessandro Pirrotta, tu per tu con Matteo Giacalone che salva in questa occasione il Mazzara. Palla poi messa in mezzo. Perrone però vince ancora l'ennesimo contrasto, entra in area di rigore Perrone, poi è Conticelli a chiudere la traiettoria della conclusione del centravanti del Mazzara. Il lancio in avanti a cercare Filippo Pirrotta. Filippo Pirrotta che riesce a superare Caracci, ancora Filippo Pirrotta entra in area di rigore, prova la conclusione. Calivà che mette in mezzo con Matteo Giacalone pronto in uscita a intervenire tra gli applausi del pubblico. Solo Caracci con la maglia numero 2 e anche Vitale fuori dall'area di rigore. Palla messa in mezzo, il colpo di testa di Sfarro, la palla sulla linea viene salvata da Conticelli. Aloisio, Andrea Gambino si gira in area di rigore, salta un avversario, Andrea Gambino e chiude i conti lo Sport Palermo. Intanto arriva adesso il triplice fischio del direttore di gara. Mazzara, Sport Palermo e Storia 2-4 il risultato finale al Nino Vaccara. Adesso voltiamo pagina, parliamo del girone B.
Un girone B dove troviamo in testa 3 squadre, Messana 1966, Città di Mistretta e Città di Villafranca, ma guardiamo i risultati delle partite di domenica. Monforte San Giorgio batte Atletico Messina 3-0, Promende batte Aluntina 3-0, San Fratello Acquedolcese Messana 1966 0-0, Valdinisi Calcio batte Orlandina Calcio 4-2, Sant'Angiolese batte Sant'Alessio 3-0. Vittoria fuori casa per il Città di Mistretta 2-0 contro il Città di Galati, mentre finisce in parità lo scontro tra Città di Villafranca e Nuova Rinascita. Il risultato finale è di 3-3. E come ho detto poc'anzi, sono ben 3 le squadre a comandare in questo girone B del campionato di promozione. Eccola qua la classifica. Messana 1966, Città di Villafranca e Città di Mistretta, primi con 17 punti, con 16 San Fratello Acquedolcese, 13 punti Promende ed Orlandina Calcio, con 10 Monforte San Giorgio, 9 punti Sant'Angiolese, con 7 Valdinisi Calcio, 5 punti Città di Galati e Nuova Rinascita, 4 punti per l'Atletico Messina e la Luntina, 1 punto il Sant'Alessio. Il Monforte passa anche sul campo dell'Atletico Messina grazie alla doppietta di Assenzio e il gol di Isgro e si rilancia prepotentemente in classifica. Ospiti che ci provano subito, ma prima è Previti a smanacciare il cross di Bartuccio, poi Leo di testa manda fuori l'assist di Bartuccio, quindi ancora Leo dagli sviluppi di angolo conclude alto sopra la traversa ed infine Isgro col sinistro dal limite calcia centralmente sul portiere. L'Atletico prova a rispondere, lo fa con Signorino che sul più bello però viene chiuso in corner dal decisivo intervento di Trimboli. Biancoazzurri che insistono e reclamano la concessione di 2 rigori, il primo su Foti ed il secondo su Farina, ma in entrambe le situazioni l'arbitro dice di no. Il direttore di gara annulla poco dopo anche il vantaggio al Monforte siglato da Bartuccio per una posizione di fuorigioco di Dall'Oglio che disturba la visuale di Previti. E la ripresa torna a farsi vedere l'Atletico ed è Signorino l'uomo più pericoloso per i biancoazzurri, ma se nel primo tentativo il suo destro si perde alto sulla traversa, nel secondo invece la trasversale a negargli la gioia del gol. Poi però il Monforte torna a spingere dopo la zuccata di Errante che si perde larga non di molto, la botta di Bartuccio disinnescata in angolo da una strepitosa parata plastica di Previti che si ripete anche sul colpo di testa ravvicinato di Leo poco dopo. I neroverdi passano grazie al neo entrato Assenzio che fulmina Previti col sinistro spianando ai suoi la strada verso la vittoria e con tanto di esultanza polemica. L'esperto centrocampista classe 87 si ripete subito dopo quando raccoglie l'invito di Isgro e questa volta col destro fa 2-0 per i suoi, doppietta personale, terzo sigillo in campionato. Il 10 del Monforte è scatenato e qualche minuto più tardi cerca la tripletta, ma la sua conclusione centra in pieno la traversa. L'Atletico non ci sta e sul capovolgimento di fronte avrebbe la chance per riaprire la sfida, la Corte però è fermato dalla decisiva parata di Celona. Intervento importante del portiere neroverde, infatti il Monforte riesce successivamente a trovare il gol che chiude la sfida su calcio di rigore concesso dall'arbitro per un fallo su Isgro e che lo stesso numero 21 dal dischetto trasforma spiazzando il portiere Previti per il 3-0 del Monforte. Per Isgro invece la seconda rete in campionato. Neroverdi pericolosi anche con il neoentrato Rasai, il cui colpo di testa trova ancora i riflessi del portiere. Non è da meno il suo dirimpettaio Celona che si supera poco dopo sul sinistro di Di Natale, mentre la conclusione a colpo sicuro di Cuscina è salvata sulla linea da Leo. Nel finale però il Monforte a sfiorare il poker con Cannistra che sull'invenzione di Assenzio centra il palo da posizione vantaggiosa. Il 3-0 finale consegna dunque al Monforte la seconda vittoria fuori casa e il punto numero 10 che proietta i neroverdi a metà classifica, mentre l'Atletico che incassa la terza sconfitta di fila, la seconda consecutiva in casa, rimane fermo a 4 punti in penultima posizione. Sulle ali dell'entusiasmo dopo aver agganciato la vetta lo scorso weekend, il Città di Villafranca torna a calcare il sintetico del nuovo Sorbello Stadium di Bisconte. I biancoverdi viaggiano a quota 16 punti e nella settima giornata di campionato affrontano la Nuova Rinascita Patti.
Compagine ospite penultima in classifica e reduce dalla sconfitta tra le mura amiche contro il Città di Galati. Dirige l'incontro il signor Daniele Mastro Simone della sezione di Palermo, coadiuvato dai signori Francesco Armanno e Angelo Luca Barbagallo di Palermo. Si schiera con un 4-3-3 il Villafranca di fronte a Giuffrida, Iovine, Prince, Cordima e Romeo. In mediana Bellamacina, La Vecchia e Gazzetta, tridente composto da Costa, Jacubu e Libro. Grazie all'immagine a cura di Francesco Morabito passiamo a raccontarvi il film di questa sfida. Al secondo Riccardo Libro per Bellamacina con un lob troverebbe l'Eurogol di giornata, ma Prince tocca la sfera e viene annullato per posizione di offside. A dir poco incredulo il play di Mister Cannao. Ospiti pericolosi al decimo, imbucata di Mastriani per Paradiso che scarta anche Giuffrido, gonfia la rete ma anche in questa posizione si alza bandierina dell'assistente. Al 14esimo eccesso di confidenza col pallone di Bellamacina e commette fallo ai danni di Tuccio, calcio di rigore. Allora per la nuova rinascita Patti dal dischetto alla trasformazione, accetta, spiazza Giuffrida a sorpresa e passata in vantaggio. La nuova rinascita Patti al giro di poi la prima frazione di gioco, cartellino rosso per Ivan Cordima per un fallo a centrocampo. Vorrà correre i ripari Mister Cannao dentro Gemellaro per La Vecchia. Al 28esimo palla per Munafo, ancora nuova rinascita Patti pericolosa, il diagonale per correre un brivido lungo la schiena di Giuffrida. 2 minuti dopo la mezz'ora arriva il secondo calcio di rigore per un fallo di Prince su Tuccio, secondo il direttore di gara, prontamente smentito dal nostro rallenti. Sembrava sul pallone intervento del difensore locale. Accetta e glaciale dagli 11 metri, cambia lato, lo fa anche Giuffrida e a sorpresa nuova rinascita Patti è avanti per 2-0 sul Villafranca. Fuori anche Bellamacina al 35esimo, al suo posto dentro Malan. 38esimo Tuccio dalla distanza, sfera che sorvola la trasversale dei pali. Città di Villafranca che prova a reagire sul finire di frazione nonostante l'inferiorità numerica. Gemellaro dentro da Jacubu che però calcia alto, tramonta così la prima frazione di gioco. La nuova rinascita Patti è in vantaggio al Sorbello Stadium per 2-0. Un minuto dal rientro in campo delle due formazioni, ci prova Gemellaro ma Puzzo risponde presente in questa occasione. Dal corner che ne segue Jacubu mette dentro per Malan, subentrato nel primo tempo, che gonfia la rete. C'è ancora una partita, il Città di Villafranca è ancora vivo, resterà però in doppia inferiorità numerica al 52esimo, secondo giallo a Costa. 9 contro 11, tocca a Di Vincenzo per Iovine. Un minuto dopo l'ora di gioco, corner di Riccardo Libro proprio per il neoentrato Santi Enrico Di Vincenzo. 2-2 clamoroso dentro Monteleone per Malan. Al 70esimo lamenta un possibile fallo in area di rigore, anche in questa occasione tutt'altro che attento il direttore di gara. 3 minuti più tardi sfera che arriva a Mastrolembo, potente ma non preciso il suo destro. 75esimo Mosca crossa per Giunta che calcia alto, fallisce occasioni in sequenza la nuova rinascita Patti che però mette ancora la freccia. Al minuto 82 dallo spigolo dell'area di rigore, mancino potente di Mosca che varca anche la linea a mettere tutti d'accordo. Ci pensa Tuccio e ancora avanti la nuova rinascita Patti che potrebbe chiuderla 3 minuti più tardi con Mastrolembo che va con il diagonale senza inquadrare però lo specchio della porta. Città di Villafranca che letteralmente non muore mai. Nel finale tocca a Ruggeri rilevare Romeo. Siamo al terzo minuto di recupero, rimessa laterale di Gazzetta, la palla sbuca in qualche modo sui piedi di Riccardo Libro che con il destro che non è il suo piede gonfia la rete. 3-3 del Città di Villafranca, si leva anche la maglietta Riccardo Libro già ammonito, quindi terminerà in 8 uomini la formazione del duo Cannao-Mazzeo clamorosa. Allora la nuova rinascita Patti ha l'occasione per portare i 3 punti in zona tirrenica. Palla dentro per Giunta che calcia male, la sfera in qualche modo arriva a Sorrenti che si divora il possibile 3-4. Termina così una partita folle, infinita. Il Città di Villafranca in 8 contro 11 porta a casa un punto preziosissimo. Nella prossima uscita renderà visita al Monforte. Un saluto amici appassionati, appuntamento come al solito alla prossima.
Il big match più atteso della settima giornata del girone B di promozione allo stadio Latteri Scaffidi va in scena San Fratello Acquedolcese contro Messana, padroni di casa reduci dal pesantissimo 0-1 in casa della Valdinisi. Nel recupero valso il secondo posto a quota 15 punti ad una sola lunghezza di distanza dalla Messana, che vuole consolidare invece la vetta dopo essere stata raggiunta al Città di Villafranca e dopo il primo pari stagionale per 1-1 in casa del Città di Mistretta. Conferma il 3-5-2 mister Cosimini, confermate però anche le assenze, quelle di Mondello e Crifò. Inizia bene il San Fratello Acquedolcese al nono, conclusione alta di Calabrese al 17esimo, la risposta è la Messana, angolo di Ferraù, girata sul primo palo di Misidi, è una grandissima occasione e sarà anche l'ultima del primo tempo, perché latitano le chance offensive sia da una parte che dall'altra. E allora il big match San Fratello Acquedolcese Messana, dove i primi 45 minuti dice 0-0. Partiamo allora con il film della ripresa, subito una gara che cambia volto. Dopo 2 minuti infatti c'è una grandissima chance per i padroni di casa, rimessa laterale, il colpo di testa di Dabò e c'è la manona di Ferrara che la mette in calcio d'angolo, miracolo, gran parata per il portiere giallorosso che si ripete un minuto più tardi, stavolta sul mancino di Praticò dalla distanza. Anche in questo caso si sporca i guantoni. Ora di gioco la più grande occasione offensiva del San Fratello Acquedolcese sull'unico passaggio a vuoto della difesa della Messana. Oggi ancora una volta da 8 in pagella, Zingales dalla sinistra mette dentro Ferrara, eccolo lì evitare quei peggiori alla sua porta. Minuto 62, la Messana spinge il pallone da Ventra per Bonasera, guarda in mezzo, la mette perfettamente per il neoentrato Barbera, che sembra poter arrivare all'impatto col pallone, invece cicca la sfera e si perde un nulla di fatto la chance. Dall'altra parte il nuovo colpo di testa di Dabò, che però termina oltre la traversa. Minuto 77, lancio lungo a sinistra per Barbera, che da quando è entrato sta provando a mettere a ferro e fuoco la difesa avversaria. Qui resiste a due cariche, se la porta sul destro, inventa letteralmente, crea questa chance offensiva e colpisce una clamorosa traversa. Messana a un passo dal vantaggio, a 1 minuto dalla fine Zingales col traversone pesca il neoentrato Cresciun, pallone che termina sul fondo. Finisce così a Latteri Scaffidi San Fratello Acquedolcese 0 Messana 0, secondo pari consecutivo per la formazione di mister Giuseppe Cosimini, che torna in campo la prossima settimana per la sfida interna contro la Promende. E dopo il girone B, adesso è la volta del girone C. Con la vittoria interna il Nicosia raggiunge il primo posto in solitario in questo girone C. Guardiamo i risultati. Giarre Calcio batte Casteltermini 3-0, Serra di Falco batte San Pietro Calcio 4-2, Villarosa San Sebastiano batte Santa Domenica Vittoria 1-0, Aragona Calcio batte RSC Riposto 3-2, Camarat 1972 Santa Venerina sospesa per infortunio all'arbitro. Nicosia batte Gemini Calcio 2-0, ha riposato il Belpasso FC. La contemporanea sospensione della partita del Camarat ha permesso al Nicosia di rimanere solitario in vetta in questo girone C del campionato di promozione. Guardiamo la classifica. Nicosia al primo posto con 15 punti, 13 punti Aragona Calcio e Giarre Calcio, 12 punti Camarat, con 9 Villarosa San Sebastiano, 8 punti RSC Riposto, Santa Venerina, Santa Domenica Vittoria e Gemini Calcio, con 7 il Belpasso 2014, 6 punti il Serra di Falco, con 3 il Casteltermini, chiude la classifica il San Pietro Calcio con 0 punti. Nel giorno del ricordo dello storico presidente Nello Guglielmino, il Giarre torna in campo dopo una settimana di sosta forzata a causa nebbia. L'avversario è Casteltermini, formazione ancora senza vittoria in campionato e con 3 pareggi ottenuti in 5 partite. Giarresi subito propositivi in attacco, corner corto di Sinatra per Leotta, il traversone, libera la difesa. Poi il pallone viene gestito da Puglisi che lo mette giù e crossa dall'altra parte dove c'è Mongelli, la torre dell'attaccante per Tornidoro a botta sicura, respinge Antinoro. Barbagallo con le mani per Mongelli, spalle alla porta, difende la sfera e la gira nel cerchio di centrocampo verso Ancione. Ancione prolunga su Leotta. Leotta resiste una carica e si accentra. Il lancio in direzione di Mongelli, stop di petto di Agnello che scivola. Arriva Tornitore, contrasto con Agnello e calcio di rigore per il Giarre. Contatto Agnello-Tornitore. Dal dischetto parte Leotta che spiazza il portiere.
e realizza il gol del vantaggio del Giarre, che dopo 14 minuti va sull'1-0 e il primo gol in campionato per Mattia Leotta. Non si ferma la spinta dei padroni di casa, Michelutti al rinvio lungo, svetta più in alto di tutti Tornitore, poi palla vagante controllata col petto da Mongelli che va in profondità da Sinatra. Sinatra va all'1 contro 1. Sinatra, ancora lui, sposta il pallone, salta un avversario. Sinatra il destro, di poco alto sopra la traversa. Mezz'ora di gioco, Bozzanga alza la testa e con precisione serve Tornitore, che la mette giù col petto e allarga il gioco sulla destra dove c'è Leotta. Si distende il Giarre, Leotta, sterzata sul mancino, cross morbido per lo stacco di Tornitore, che solo Soletto all'interno dell'area segna il 2-0. Con 3 passaggi il Giarre raddoppia, quarto gol in campionato per Vincenzo Tornitore. Continuano a premere i gialloblu, punizione interessante affidata a Sinatra. Sinatra, Michelutti in calcio d'angolo. Lo stesso Sinatra va dalla bandierina, corto su Barbagallo. Per Ancione, bene di prima per Sinatra all'interno dell'area, il controllo, Sinatra a giro, non trova la porta. Si fa vedere anche il Casteltermine nel finale di primo tempo. Garcia sventagliata dentro l'area, per Noto la sponda, per Coplin di testa, blocca Bollati. Cominciano bene la ripresa gli ospiti, piazzato dalla destra, lo batte Garcia sul secondo palo, testa di Tornitore, il pallone si impenna, colpisce la traversa, poi mischia all'interno dell'area, il Casteltermini segna ma il gioco era fermo. Al momento del tocco sulla traversa il pallone era uscito. Angolo per i padroni di casa, ancora battuto corto, stavolta la Leotta per Ancione. Ancione alla finta e lo scarico su Sinatra, cross morbido per Mongelli di testa. La terza firma in campionato di Fabio Mongelli. Questa è la prima regionale per il numero 10. Il Giarre vola sul 3-0. Prova a reagire il Casteltermini, qui però Sardo capisce tutto e spara in profondità nella zona di Mongelli che va in contrasto col difensore. Il pallone passa e finisce Sinatra. Sinatra avanza, Sinatra la piazza, ancora di poco a lato. Prime sostituzioni per mister Sebi Catania, fuori Mongelli, dentro Dumitrascu e cambia anche in mediana, fuori Bozzanga, dentro Cristaldi. Garcia, migliore in campo dei suoi, scarico a sinistra per Crusatti che punta Cristaldi. Crusatti attacca a sinistra, poi il pallone passa e finisce a Cocita in aria, sponda per Coplin, impreciso il suo tiro. Ancora cambi per i gialloblu, fuori Ancione, dentro Palermo e fuori Tornitore, dentro Patanè. Minuto 80, Garcia, duello con Cristaldi, riesce Garcia a tenere il possesso di palla e poi scarica su Coplin. Coplin ancora da Garcia. Garcia sposta il pallone e ci prova dalla grande distanza. Bollati ci mette una mano e si rifugia in corner. Torna a farsi vedere il Giarre in attacco. Rimessa di Barbagallo per Patanè. Patanè il destro, di poco fuori. Un'altra chance per Sinatra, ancora sul piazzato. Sinatra dal limite, portiere immobile, pallone al lato di un soffio. Vittoria doveva essere per ricordare nel migliore dei modi il presidente Nello Guglielmino. Vittoria è stata. Un successo convincente, il terzo consecutivo, mai in discussione e soprattutto arrivato senza aver subito gol per la prima volta in stagione. L'approccio alla partita è stato determinante, gli errori limitati al massimo. I progressi sono evidenti, ma immagini di crescita sono altrettanto evidenti. Adesso sarà un tour de force in trasferta quello che attenderà il Giarre. Il mese di novembre infatti sarà tutto da giocare fuori casa, con 4 sfide, recupero compreso. La prima tappa sarà quella in casa del Gemini, domenica prossima. Chiudiamo adesso il tabellino del campionato di Serie D presentando il girone D. Niscemi che continua a vincere, sempre più solitario in vetta in questo girone D del campionato di promozione. Subito i risultati. Priolo Gargallo batte Scicli 4-0, Atletico Megara 1908 batte Prodagusa 2-0, Città di Canicattini batte Aci Bonaccorsi 1-0, Notocalcio batte Frigentini 3-0, Vigor Gela Aci Catena Calcio 2-2, Aci e Galatea batte Gemini Cascordia 1-0 ed infine vittoria per il Niscemi FC 1-0 contro il Santa Croce. Settima partita, settima vittoria per il Niscemi FC, solitario in vetta nel girone D del campionato di promozione. Al primo posto con 21 punti, 16 punti Atletico Megara e Prodagusa, con 14 Notocalcio, 13 punti Priolo FC e Vigor Gela, 10 punti per il Santa Croce, con 7 il Città di Canicattini.
5 punti ACI Bonaccorsi, ACI Catena e Frigentini. 4 punti ACI Galatea e Gimnica Scordia. Chiude la classifica lo Scicli con 3 punti. Giunge alla settima giornata il campionato di promozione Vigor Gela contro ACI Catena Calcio al Vincenzo Presti. Direttore di gara il signor Matteo Piazza della sezione di Agrigento. Assistenti designati Marco D'Agata e Luigi Provenzano, rispettivamente della sezione di Catania ed Agrigento. Parte adesso con il pallone battuto da Giarrizzo. Ad appena 3 minuti dal fischio d'inizio Lovisi, palla al piede, offre a Romano il tiro fra le braccia. Gol mancato per i padroni di casa. Squillo dell'ACI Catena al 7° minuto con Carbonaro che cerca di timbrare la prima rete del match, ma il tiro sfiora il palo. Ci ritenta Carbonaro al 23°, ma l'intervento audace di Mangione impone uno stop col piede. Al 34° è De Oma che accelera i ritmi in prossimità della porta, ma con il suo tiro cross centra nettamente il palo. E Salvatore Strano, numero 8 dei biancorossi, che al 37° spiazza a distanza Mangione e porta in vantaggio l'ACI Catena. 0-1 il parziale di questa settima giornata di campionato. Al via il secondo tempo con i biancazzurri che conquistano il gol del pareggio con De Leonardis che al 6° minuto struttura il tiro perfetto all'angolo destro dello specchio. Arriva a De Leonardis che si gira anche in questo caso in uno spazio strettissimo e insacca con una girata da bomber vero. 1-1. La Vigor Gela è inarrestabile, dopo solo 5 minuti è Lai che firma il gol del vantaggio su assist di De Leonardis. De Leonardis che può entrare in area di rigore, ancora per Boulanger Diaye! Diaye! Al Boulanger Diaye! Con un gol strepitoso, la mette sotto l'incrocio e il gol del 2-1 per la Vigor con un gol strepitoso. Te l'avevo detto Ndiaye. Luigi, te l'avevo detto, è entrato con la convinzione giusta Ndiaye. E siamo all'11° minuto del secondo tempo, Vigor Gela 2, ACI Catena Calcio 1. Il match cambia storia al 20° minuto quando Carbonaro trova il giusto spiraglio e direzione il pallone in porta. Un 2-2 inaspettato che congela la settima giornata del campionato di promozione. Sono veramente fiducioso sulla qualità della rosa e quindi vediamo un po' in settimana di lavorare meglio per gestire alcune situazioni. Sappiamo che il Priolo è una buonissima squadra, sappiamo pure che dobbiamo andare a Siracusa per andare a fare il risultato, quindi vediamo un po' in settimana di lavorare bene. Ci può stare, anche perché il campionato ancora è lungo, quindi siamo in corsa sulla Coppa, abbiamo ancora tutto il campionato di andata e poi tutto il ritorno, quindi voglio dire non ci scoraggiamo su questo. Vigor c'è perché è un progetto importante, un progetto di crescita. La Vigor quest'anno ha investito oltre sul calcio a 11, calcio a 5 e sul settore giovanile, quindi voglio dire siamo sul pezzo e vedendo la classifica non siamo tanto distanti, alla fine siamo forse quinti, sesti. Diciamo che le squadre principali magari più attrezzate come noi e come qualche altra squadra siamo lì, voglio dire, non siamo messi male, ecco. Diciamo che andremo fino in fondo e cercheremo almeno di aggiuffare i playoff. In questo momento la partita tra Niscemi e Santa Croce, quando siamo quasi al 4° minuto di gioco. La rimessa lunga con le mani di Tomaselli, il colpo di testa di Carufi e c'è la traversa. Vediamo se batte direttamente Gomez, si batte come il tiro in porta, la parata in 2 tempi di Dibba, azione pericolosa del Santa Croce. Intanto è finita a terra Balba, si gioca con questo tiro di Amagia dai 30 metri che ha provato la soluzione a sorpresa. Vediamo questa punizione battuta da Floridia, la punizione in mezzo di Floridia, il colpo di testa da parte di Balba. È iniziata in questo momento la ripresa di questa partita. Mamadou Diop che come sempre prova a servire un compagno, trova Tomaino che può provare dalla distanza il tiro. Pallone indirizzato per Marino per Diop.
Dio potrebbe mettere in mezzo il pallone, in mezzo per Bojang, l'uscita di Barbera e poi c'è il tiro di Amasia, ribattuto. Seguiamo l'arrembanza offensiva del Niscemi con Tomaselli che prova lungo, il colpo di testa e poi non riesce. Lungo lancio di Zocco per Bojang. L'aggancio di Bojang, può entrare in area Bojang e mettere in mezzo il pallone, esce Barbera ed evita il peggio, qui c'è il calcio di rigore per il Niscemi, Amasia contro Barbera, sta per partire Amasia, gol! Martin Federico, Amasia 1-0, Niscemi in vantaggio quando siamo al 44esimo della ripresa e c'è il triplice fischio finale del direttore di gara che dopo 6 minuti di recupero, quindi non 8, decide che può bastare, si chiude qui il match al Pino Buongiorno di Caltagirone, il Niscemi ha battuto il Santa Croce 1-0 con il gol risolutivo di Martin Amasia sul calcio di rigore. Credo che il risultato alla fine sia meritatissimo. Abbiamo guardato una squadra tutta rinchiusa dietro, che ha giocato poco, noi sapevamo che venivano a chiudersi dietro perché ormai quasi tutte le squadre che ci incontrano si mettono dietro e noi dobbiamo essere bravi a riuscire a scardinare le difese per poter far gol. Oggi abbiamo avuto qualche occasione gol, siamo stati imprecisi, però devo dire che i ragazzi al solito ci hanno creduto fino alla fine e il risultato credo che sia meritatissimo. Abbiamo sofferto un po' la partita, siamo entrati il primo tempo eravamo un po' in palla e non riuscivamo a trovare il gol, non riuscivamo a creare occasioni e quando è così ci siamo innervositi molto perché abituati sempre 4-5 gol e non riuscivamo ad entrare. Non riuscivamo a segnare e abbiamo avuto tante difficoltà, però alla fine abbiamo vinto ed è questo l'importante, i 3 punti. Sì, noi guardiamo solo a noi, non ci importa delle altre, guardiamo partita per partita e ci guardiamo sempre noi. E dopo lo spazio dedicato al campionato di promozione, subito il rullo con i risultati, le classifiche e le immagini del campionato di prima categoria.
Amici e amiche di Sportme, buon pomeriggio dal Sorbello Stadium per Nuova Peloro, Tau Naxos, quinta giornata del campionato di prima categoria. Peditto vuole la giocata su Tati, che ha spazio per andare sulla sinistra. Tati in mezzo, primo squillo di Currò, che però non inquadra lo specchio. Punizione Tau Naxos, sul punto di battuta c'è Urso, il mancino. Forestieri reattivo, allunga in calcio d'angolo. Punizione Nuova Peloro, va a Abate con il traversone profondo, la sfera arriva a Velardi che controlla, ancora Velardi. Il destro verso la porta, risponde indelicato, poi a vuoto Manciagli, ancora Currò. Pallone intercettato da Di Natale. Si distende in avanti il Tau Naxos. C'è la giocata corta, poi ancora il suggerimento all'indietro, traversone in aria. Forestieri fa sua la sfera con sicurezza. Controlla il pallone Currò, che cerca di superare un avversario, accelera sulla destra il 9 che ha campo per andare, ne punta un altro Currò, una serie di finte, poi il tocco morbido per Tati, risponde indelicato e poi sulla respinta. Non insacca Velardi, la migliore occasione del primo tempo per la Nuova Peloro. Ancora Currò ad accendere la manovra della Nuova Peloro. C'è lo scarico sulla destra per Manzella, la sterzata, ancora Manzella, pallone in mezzo. A vuoto Velardi, arriva Mattia Manciagli che conclude alto. Ancora Mattia Manciagli, lo scarico per Velardi, quindi per Raffaele Manciagli, manovra interessante della Nuova Peloro. Ci prova da fuori Abate. Altro pallone che termina alto. Manciagli, giocata in verticale per Currò, ancora per Manciagli. Il corridoio interessante per Tati, che insacca il vantaggio della Nuova Peloro. Dopo l'ennesimo tentativo, passa avanti la formazione padrona di casa. Manzella si stacca ancora dalla destra, avanza il numero 2, premia l'inserimento di Tati, che vuole riprovarci, ma stavolta non inquadra la porta. Si torna in campo per il secondo tempo. Currò a sfidare un avversario, si accentra ancora Currò che ha spazio per andare. Currò con il mancino, respinge indelicato, poi sulla respinta arriva Tati che va ad un passo dalla doppietta. Punizione per la Nuova Peloro, sempre Abate sul punto di battuta, traversone in aria anticipato Velardi. Manciagli, scambio corto con Abate, il controllo, poi il cambio di gioco nel servire Velardi. Ancora Velardi a puntare l'avversario, Velardi col tiro indelicato, non si fa sorprendere e blocca il pallone. Punizione per la Nuova Peloro, parte Abate col destro, la piazza all'angolino e fa 2-0. Una magia di Valerio Abate regala il raddoppio alla Nuova Peloro. Rivediamo il destro di Abate che si è insaccato dopo un tocco sul palo. Rinvio della Nuova Peloro che ha spazio per andare in contropiede. Tati vince un duello, ancora Tati si invola verso la porta, sempre Tati. Pallone in orizzontale per Velardi, il controllo, Velardi! 3-0 Nuova Peloro, a segno anche Michele Velardi. Contropiede perfetto. Manzella vuole insistere, ancora la Nuova Peloro, sempre Manzella. Traversone basso in aria, una deviazione! La girata di Micari che si infrange sui guanti di indelicato. Manzella, scambio corto con Caristi, pressato da un avversario. Rischia tanto qui la Nuova Peloro, c'è l'appoggio in aria dove si propone la piana che accorcia le distanze, 3-1. C'è una rimessa per gli ospiti, Nuova Peloro che però recupera subito il pallone, apertura di Abate nella zona di Auliera, il controllo. Vuole il fondo il numero 15, accelera Auliera che ha tentato di piazzare il pallone trovando la risposta di indelicato. Partita che si accende in questo finale, direttore di gara che estrae un cartellino rosso verso Raffaele Manciagli e un altro verso Bevacqua. Nuova Peloro e Tau Naxos in 10 uomini. Punizione Tau Naxos, c'è il tentativo diretto, parata sicura di Forestieri. Fischia 3 volte e scaccia noce Nuova Peloro che conquista la prima vittoria in campionato e che si porta a quota 5 in classifica. Nel prossimo turno la Nuova Peloro sarà ospite del Lingua Glossa.
Sì, sicuramente i ragazzi hanno dato tutto nel campo, oggi volevamo portarla a casa, contro Lingua Costa comunque molto ben messo in campo e preparato, in 10 contro 11 abbiamo sofferto non poco, però alla fine è stato bravo avanti in un'azione di contropiede a 37 anni a partire come un fulmine e andare a fare gol. Era una partita difficile, abbiamo sofferto e niente, venivamo da 2 sconfitte consecutive non meritate e questa vittoria ci dà morale. Ora da martedì pensiamo a Torre Grotta, facciamo una bella settimana concentrati, quello che ci dice il mister, e speriamo di fare una bella partita. Dobbiamo lavorare meglio nella fase di non possesso, oggi abbiamo sofferto su qualche sbarione in uscita con i centrocampisti, dobbiamo lavorare su questo. Sarà una partita maschia, sarà una partita importante, quindi dobbiamo prepararla al meglio sicuramente. Amante e Dama sono giocatori importanti per la categoria e cercano in tutti i modi di mandare o segnare loro o di mandare i centrocampisti in porta. Allora, io sono un giocatore che mi piace fare gol e fare gol ai miei compagni. Mi metto a disposizione del mister che mi ha fatto fare una grande preparazione e niente, spero di continuare così.
Con le immagini del campionato di prima categoria chiudiamo qui lo spazio di penalty all'interno della programmazione serale di TVM Palermo. Con il campionato di promozione ed il campionato di prima categoria l'appuntamento è per la prossima settimana, sempre di giovedì a partire dalle ore 22, mentre invece per parlare di Serie D ma anche del campionato di eccellenza l'appuntamento è sul canale 15 di 7 Gold mercoledì prossimo. Grazie per essere stati con noi. Ci vediamo tra 7 giorni.